Sversamento di olio nel torrente Petronio a Riva Trigoso, in corso le operazioni di bonifica della sostanza che non ha raggiunto il mare. L'origine è causata da un guasto ad uno dei laminatoi dell'Arinox. Discussione accesa e aperta a Rapallo sul ruolo dell'ospedale Nostra Signora di Montallegro. Chiesto il potenziamento e la valorizzazione della struttura nella logica dell'ospedale unico del Tigullio. Vogliamo vivere questa estate dei campi secondo l'impronta dell'amore di Cristo che è gioia. Grazie per il vostro servizio. Il messaggio del Vescovo agli animatori della diocesi. Un murales raffigurante Riva Trigoso, grande come un'intera parete, è quello realizzato dai ragazzi del liceo Luzzati per la cooperativa sociale Un'Occasione. Clown, risate e giochi in piazza Matteotti a Chiavari per la giornata nazionale del naso rosso, iniziativa di sensibilizzazione per promuovere le attività dell'associazione Viviamo in Positivo. Buongiorno ai telespettatori del TG13. In apertura ci spostiamo a Riva Trigoso, dove ieri sera si è verificato uno sversamento di sostanze inquinanti nel torrente Petronio. Grazie al pronto intervento della macchina dei soccorsi, allertata da un cittadino, si è riusciti ad evitare che questa raggiungesse il mare. In queste ore si sta procedendo con la bonifica di tutta l'area interessata dalla sostanza, la cui origine è stata rintracciata in un guasto occorso ad uno dei laminatoi dell'Arinox. Facciamo il punto. È stata la segnalazione di un attento cittadino che, passate da poco le 21, si è accorto di quelle strane macchie oleose sulla superficie dell'acqua del torrente Petronio ed è corso ad avvisare gli uomini della Guardia Costiera di Riva Trigoso a far scattare subito le procedure di emergenza e il piano di protezione ambientale. Le panne galleggiante e l'argine di sabbia alzato con una ruspa messa a disposizione dal comune in azione neanche mezz'ora dopo che l'allarme era scattato ha permesso di contenere la sostanza inquinante ed evitare che questa sfociasse in mare. Così è stato, come ha potuto verificare anche questa mattina la motovedetta della Capitaneria di Porto, che sta monitorando costantemente il tratto di costa lungo il quale a breve verranno posizionate altre panne di contenimento. Il lavoro più urgente adesso è aspirare dalla superficie dell'acqua la sostanza, che altro non è che olio utilizzato nel processo di laminazione dell'acciaio. Per questo sono state fatte arrivare delle autopompe che sono entrate in azione sia nella zona della foce del torrente sia all'interno degli stabilimenti dell'Arinox poco più a monte. È qui infatti che è stata rintracciata l'origine dell'inquinamento. La sostanza oleosa starebbe fuoriuscendo da un muro in cemento armato di uno dei tanti rivi tombinati che passano sotto i capannoni dell'industria metalmeccanica. Sopra, nell'immediata corrispondenza, si trova uno dei laminatoi dell'azienda più datati ma ancora in attività, che è stato fermato e subito verificato. Qui si è riscontrata una perdita di olio utilizzato per i processi di laminazione che, sfruttando un cavidotto, si è lentamente infiltrato nelle strutture sottostanti in cemento armato e ha trovato sfogo trasudando nella parete di protezione del piccolo corso d'acqua che sfocia nel torrente Petronio. Anche qui sono state posizionate le panne di assorbimento ed è qui che questa mattina i responsabili dell'ARPAL hanno effettuato ulteriori campionamenti. La situazione comunque è costantemente monitorata. Sul posto, da ieri sera, sono operativi i tecnici del comune. Grazie al pronto intervento della macchina di protezione civile si è evitato che la sostanza inquinante raggiungesse il mare, che resta al momento tranquillamente balneabile. La sanità adesso ha fatto tappa a Rapallo il cammino del Comitato Assistenza Malati Tigullio nel suo impegno di redigere il libro bianco della sanità dell'ASL 4. Ovviamente nel Tigullio occidentale al centro della discussione è stato messo l'ospedale Nostra Signora di Montallegro, il suo ruolo, le sue potenzialità e criticità. Sentiamo le proposte che sono emerse nel corso della serata. Portare avanti il concetto di ospedale unico del Tigullio che si declini nei suoi attuali poli di Lavagna, Rapallo e Sestri Levante. Su questo filo conduttore si è sviluppato il ragionamento che il Comitato Assistenza Malati del Tigullio, nel suo percorso di incontro con il territorio, ha portato a Rapallo. Medici, rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini hanno provato a discutere sulle ricette da adottare per rendere più funzionale tutto il sistema ospedaliero e sanitario della ASL 4. L'attenzione della serata ovviamente è stata catalizzata dal ruolo attuale e potenziale dell'ospedale di Nostra Signora di Montallegro di Rapallo e sulle scelte che dovranno essere prese per valorizzarne ancora di più la sua importanza all'interno di un unico sistema sanitario locale. E le proposte non sono mancate. Questa sera direi che abbiamo avuto dei riscontri molto positivi e punti di convergenza, in cui si è parlato di sanità importante per tutti i pazienti del Tigullio, in cui si è individuato in Lavagna sicuramente
un punto di DEA di primo livello, di emergenza che deve essere sviluppato, e mentre invece si è sottolineata la necessità di ribadire la connotazione di elezione dell'ospedale di Rapallo, quindi rinforzando le specialità già presenti, tra cui l'ortopedia, l'oculistica, si è parlato comunque della medicina riabilitativa, delle cure intermedie, eccetera, e comunque la necessità di sfruttare al meglio anche il punto di primo intervento, rendendolo H24 per sgravare anche l'ospedale di Lavagna. Nel corso della serata si è affrontato anche il discorso dell'ingresso eventuale dei privati all'interno del nosocomio rapallese. Io ritengo, perché così è nato l'ospedale di Rapallo, che far entrare dentro l'ospedale di Rapallo la Villa Azzurra sia un punto di forza per la valorizzazione di questo ospedale, darebbe una serie di ricadute importanti per la città e per l'ospedale stesso, ma non posso trascurare che bisogna comunque trovare il modo di potenziare il primo intervento. Radiologia e laboratorio devono diventare H24. Questo con Villa Azzurra dentro diventa una necessità. Un incontro, quello promosso dal Comitato Assistenza Malati del Tigullio, il cui buon esito, dato la complessità degli argomenti trattati, non era scontato, ma che alla fine è stato costruttivo, acceso ma propositivo. Io ho sentito una serata in cui c'è stata molta passione, c'è stato il desiderio di ascoltare, c'è stato il desiderio di dire anche, e credo che questo possa solo far uscire qualcosa di positivo e veramente arrivare piano piano a una decisione comune. Ancora un incidente stradale a Chiavari, all'incrocio tra Corso Millo e Viale Tappani. Ieri sera, poco prima delle 20:30, due auto di grossa cilindrata, un Audi e una Mercedes, si sono scontrate. Ad avere la peggio l'uomo alla guida di quest'ultima vettura ha colpito sul fianco e è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Chiavari, che hanno dovuto procedere con molta cautela in quanto l'airbag non si era attivato a seguito dello scontro. Una volta tirato fuori, facendolo passare dal bagagliaio, è stato sottoposto dai medici del 118 ai soccorsi e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Ferite anche due delle tre persone che si trovavano a bordo dell'altra auto che proveniva da Viale Tappani. Per accertamenti sono stati portati all'ospedale di Lavagna. Sul posto hanno prestato servizio anche i militi della Croce Verde Chiavarese, gli agenti della Polizia Stradale e quelli della Municipale Chiavarese, che hanno effettuato i rilievi per accertare le dinamiche e le responsabilità. Restiamo a parlare di viabilità perché c'è una novità. A partire da mercoledì 30 maggio si effettuerà il cambio del senso di marcia in Corso Genova a Chiavari. Ci spiega tutto il comandante della Polizia Municipale. A partire da mercoledì 30 maggio cambierà il senso di marcia di Corso Genova. Come e perché? Quali saranno le conseguenze? Come Corso Genova sarà percorsa sempre a senso unico in maniera diametralmente opposta, cioè in direzione levante verso Corso Millo, dove verrà messo uno stop. Non sarà regolato da semaforo l'emissione in Corso Millo, ma avrà uno stop, anche se indirettamente sfrutta il semaforo pedonale, perché quando il semaforo pedonale che c'è lì sul posto dà il rosso al flusso veicolare, sicuramente chi ha lo stop di Corso Genova riuscirà ad immettersi. E il perché, diciamo che fa un po' parte di un disegno organico. La nuova amministrazione ha previsto di mettere una rotatoria in via Prandina in fondo all'Aurelia. È un po' difficoltosa come rotatoria, non per mancanza di spazi, ma è difficoltosa per le pendenze, perché non è un piano orizzontale ma un po' inclinato. Comunque si riesce a fare. L'inversione di Corso Genova va ad integrarsi con questo intervento che ci sarà, di modo che chi scende dall'Aurelia non va ad intasare Viale Arate, eccetera, ma può proseguire Corso Genova, percorrere il primo tratto a doppio senso, l'altro tratto a senso unico, poi ritrovarsi per andare verso le Evi, verso la zona ospedale, verso il Caruggio. E diciamo che indirettamente, però già adesso, siccome abbiamo il problema di Corso Montevideo, che è una strada un po' troppo trafficata e soprattutto con parcheggi sia a destra che a sinistra, e questo intervento dovrebbe contribuire un pochino ad alleggerire il corso sul traffico su Corso Montevideo, nonché su Viale Arata e su una parte di Corso Millo. Per quanto tempo verrà mantenuta questa disposizione? Ma la disposizione è permanente, salvo ripensamenti, salvo verificare che non funziona, dovrebbe essere permanente.
Si fa mercoledì perché così si prepara un po' di lavoro i giorni prima, c'è qualche cartello da girare eccetera, di modo che nell'arco di una mattinata si fa tutto perché occorre svuotarla completamente da veicoli in sosta e poi ridare traffico in modo che i veicoli sostino nel verso giusto per non lasciare situazioni pericolose. Per la cronaca, uno straniero di 27 anni è stato denunciato dai carabinieri di Chiavari per ricettazione. Il giovane, fermato nel centro cittadino per un controllo, è stato trovato in possesso di numerosi articoli di abbigliamento e profumeria. Non sapendo fornire una valida giustificazione del possesso, i militari dell'arma sono risaliti alla provenienza di questi articoli, scoprendo che erano stati rubati il giorno precedente ai danni di diversi esercizi commerciali cittadini. La rifurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto. Voltiamo pagina adesso. Vogliamo vivere questa estate dei campi secondo l'impronta dell'amore di Cristo, che è gioia. Grazie per il vostro servizio. È il messaggio che il Vescovo diocesano ha consegnato ai ragazzi e alle ragazze che si preparano a vivere l'esperienza dei campi estivi diocesani come animatori. Ieri sera nella chiesa delle Saline di Bacezza la veglia di preghiera e di affidamento. Sentiamo. Perché ogni anno decidi di rimetterti in gioco nel servizio educativo verso i più piccoli? Beh, ma perché comunque è sempre un'esperienza nuova, è un'esperienza ogni anno diversa, anche se sembra sempre banale, invece ogni volta uno torna da un campo diverso da come è partito. E il fatto comunque di mettersi sempre in gioco, anche appunto con i più piccolini, poter sentirsi utile, il fatto di sostituirsi un po' a quella che è anche la loro famiglia, nel senso passare una settimana insieme, crescere insieme, vedere poi anche quando crescono come passo per passo siamo diventati grandi. Questa sera è un momento di preghiera per avviare il lavoro dell'estate. Perché mettere la preghiera in qualche modo alla base di un servizio educativo? Beh, la preghiera secondo me è fondamentale perché è il primo modo che ci lega a Dio, cioè è il modo più semplice per poter arrivare a Lui, e ognuno di noi dentro ha dei desideri e quindi penso che tutti vogliamo che qualcosa di nostro si realizzi, che possa essere, che si avveri, e quindi con l'aiuto di Dio è fondamentale. Che cosa ti attendi da questi giorni? Mi attendo delle gioie dagli altri, di fare delle cose belle, collaborazioni con gli altri e aspettarmi cose nuove. Che gruppo accompagnerai quest'estate? Accompagnerò il gruppo di San Pier di Canne con i più piccoli e con i più grandi animatori e i più piccoli delle medie e delle elementari. Perché per la seconda volta hai detto di sì? Perché l'anno scorso mi ero sentito importante per i bambini, è stato bello perché comunque loro, per loro siamo come la figura paterna o materna e per una settimana, e quindi è bello essere cercati e essere ritenuti importanti anche da loro, essere per loro un punto di riferimento. Si sente un po' il peso di questo ruolo, però si impara ad assumersi le proprie responsabilità. E parliamo di ragazzi ancora, perché un murales grande come un'intera parete è stato realizzato dagli studenti della quarta B del Liceo Luzzatto di Chiavari nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro. Alla biblioteca di Riva Trigoso di Sestri Levante si è svolta la presentazione del progetto Murales, che ha visto il coinvolgimento della cooperativa sociale Un'Occasione. Siamo andati a vedere. Ci spiega in cosa consiste questo progetto Murales? Allora, il progetto Murales nasce da un'idea di due persone che erano in comunità da noi e che adesso sono uscite, proprio per l'idea di abbellire la nostra comunità. Da qui nasce proprio il progetto, quindi di creare una struttura che sono pannelli che sono stati creati da questi ragazzi dalla quarta B del Liceo Luzzati, all'interno di un progetto di alternanza scuola-lavoro che ci ha visto in collaborazione proprio col liceo per 6 mesi. Diciamo che questo progetto con la classe quarta B del liceo artistico Luzzati è andato a nostro avviso molto bene, e questo ci ha aiutato a pensare anche per il futuro la possibilità di allargare questi progetti alle scuole, perché riteniamo che comunque il fatto di incontrare le scuole con dei servizi sanitari, e nel nostro caso un servizio che si occupa di alcol, tossicodipendenze, possa essere molto d'aiuto. Ecco. Perché è importante far lavorare insieme ai ragazzi? È importante per far maturare un po' l'esperienza diretta della vita pratica del lavoro, quindi e fa molto crescere questo, e poi coltiva un po' uno spirito
solidale tra di loro, insomma è molto positiva l'esperienza. Com'è stato lavorare con i tuoi compagni al progetto Murales? Beh, diciamo che è stata la prima esperienza perché non avevo mai fatto un lavoro collettivo ed è stato difficile perché ognuno di noi ha sia degli stili diversi che delle idee diverse, però ci siamo confrontati anche con i committenti, abbiamo trovato un accordo, diciamo, e abbiamo avuto alti e bassi con magari le proporzioni, cose più matematiche, però alla fine abbiamo trovato, cioè il lavoro ha dato i frutti, perché essendo che erano tutte idee diverse comunque è riuscita una cosa originale e unica. Torniamo a Chiavari, momenti di risate e gioco in piazza Matteotti con i volontari dell'associazione Naso Rosso Fai Nascere un Sorriso. L'evento organizzato in occasione della 14ª giornata nazionale dedicato ai bambini e alle famiglie e non solo. Vediamo. Lo può portare un abbraccio. Lo scopo della giornata è cercare nuovi volontari che possano venire insieme a noi negli ospedali e raccogliere fondi per i progetti nazionali di VIP Viviamo in Positivo Italia Onlus. La nostra associazione è federata appunto a livello nazionale e svolgiamo servizio in più di 200 strutture in tutta Italia, ma qui nel Levante siamo convenzionati con la ASL 4 e serviamo gli ospedali di Chiavari, Sestri Levante e Lavagna, dal pronto soccorso pediatrico e pediatria con i bambini fino agli anziani della RSA e di cure intermedie. Quali sono le attività in programma per oggi e fino a che ora? Allora, oggi ci trovate in piazza tutto il giorno fino alle 7:30 di stasera. Il clou sarà nel pomeriggio con le bolle di sapone giganti e lo spettacolino. E a chi è dedicato principalmente questa giornata? Beh, questa giornata per noi è dedicata a Camuggi, che era un clown speciale che in questo momento fa servizio con gli angeli, ma ci guarda, e a lui abbiamo intitolato la nostra associazione, che è VIP Camuggi Levante Ligure Onlus. E proprio in particolare quali sono le attività che farete oggi? Cosa avete in programma? Allora, a parte informare tutti su come poter diventare volontari clown, avremo il trucca bimbi, i palloncini, appunto le bolle di sapone giganti nel pomeriggio, buns per tutti, risate assicurate e tanta allegria. La parrocchia di San Martino di Velva festeggia la patrona Nostra Signora di Caravaggio. Domani, a partire dalle 16, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, Don Siriac Vigilimana, a cui seguirà la processione per le vie della frazione del comune di Castiglione Chiavarese. Al termine, dopo la benedizione eucaristica, seguirà un momento di festa sul piazzale. Sabato 2 giugno, poi alle 18, in programma la Santa Messa di ringraziamento e di suffragio per tutti i defunti della parrocchia. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali di edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Prima pagina di Avvenire, messaggi al governo. Conte sale al Colle, ma il nodo rimane Savona. Mattarella non muta linea, Salvini è arrabbiato. I mercati in tempesta, intanto spread sopra quota 200, i media internazionali in allarme. Sale la tensione Lega-Quirinale e slitta la scelta dei ministri. Questo per quanto riguarda la politica italiana. Poi in foto, adozioni, il mondo chiude, l'Italia invece ha ancora un cuore. Dal 2004 l'80% in meno di bambini ha trovato casa all'estero. E poi in Corea del Nord Trump forse ci ripensa, sì al summit con Kim. E nelle pagine interne ritroviamo questo tema: il summit con Kim può ancora esserci, il dittatore nella notte aveva aperto, Seul insiste, serve buona volontà. Ancora nelle pagine interne la cronaca italiana, asili nido, Veneto bocciato, discriminati gli stranieri, stop della consulta, nella legge regionale un fine opposto alla tutela dell'infanzia. E poi l'allarme, sparisce un bimbo ogni 48 ore, in 6 casi su 10 è un minore straniero. I numeri di telefono azzurro, il 2017 l'anno peggiore di sempre. Gli sfruttati in bici, ora più tutele. A Milano il primo sciopero, i sindacati chiedono sicurezza e garanzie. Passiamo al secolo XIX, governo, il muro del Colle dal Quirinale, altro no a Savona ministro, Salvini minaccia il voto, sono arrabbiato. Conte, intanto da Mattarella, lo spread a quota 200, Moody's, rischio declassamento. In foto il Giro d'Italia, la rivoluzione di Frome, fuga ad altri tempi tra sterrati e neve, è maglia rosa. E poi ucciso in Costa Rica, la pista della vendetta, indagini anche in Italia sull'imprenditore genovese, la madre della fidanzata dice la sua attività dava fastidio.
Passiamo al Levante. Rapallo lancia la lunga estate delle stelle. Da giugno a settembre 150 appuntamenti tra nomi di primo piano e festival per tutti i gusti, da Valle Cristi al balletto, dall'opera al premio letterario e poi la novità del manto azzurro. Nelle pagine interne, Mazzini ed Europa uniti a Chiavari, confronto pubblico sulla piazza dedicata al patriota. Nei 130 anni della statua, 3 europarlamentari si sono confrontati con la città, prima tappa di Animus Loci. E infine, Tigullio crea impresa, gran finale a Sestri, domani è l'Annunziata, ultima tappa del concorso itinerante per aspiranti start-up. Saranno scelte e premiate le idee vincenti tra le 15 rimaste in lizza fra le 80 iniziali. Per gli aggiornamenti andiamo sul sito di Radio Vaticana, Vatican News, per parlare di Papa Francesco, che questa mattina ha dato udienza ai rappresentanti della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Francesco ha detto c'è un nesso indissolubile tra etica e sistemi economici, aiutare la Chiesa a portare il messaggio evangelico per realizzare uno reale sviluppo umano integrale. È stato questo l'invito del Papa rivolto ai partecipanti, riconfermando ancora una volta la grande preoccupazione per la cultura dello scarto, cieca rispetto alla dignità umana dei più vulnerabili. Papa Francesco si è rivolto ai partecipanti della conferenza internazionale che si è svolto in Sala Regia in Vaticano. In modo particolare, in questo 25° anno della costituzione della Fondazione da parte di San Giovanni Paolo II, esprimo la mia gratitudine per il vostro lavoro in ordine a far conoscere la saggezza della dottrina sociale della Chiesa a quanti sono impegnati nel mondo degli affari e dei settori economici della società civile. Un servizio più ampio nel corso dell'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Finisce qui questa edizione del TG13, l'informazione dunque alle 19:15 con la prima edizione di Tigullio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.